Allora, un minuto e mezzo, Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Perché? Beh, perché una delegazione comunale di Fiume Veneto ha partecipato ieri a Mune, nel comune croato di Matuglie, alla commemorazione della memoria di Giovanni Zolle, così? Sì, direttore, come ogni anno, anche quest'anno delegazione di assessori e consiglieri accompagnata da rappresentanti della locale AMPI e delle associazioni di Arma hanno reso omaggio al concittadino Giovanni Zolli proprio nel luogo dove fu ucciso dalle truppe naziste il 7 novembre del 1943. Giovanni Zoll, classe 1908, cittadino italiano, ovviamente operaio siderurgico, molto presto nella sua vita abbraccia l'idea della resistenza e nonostante due prigionie, una nel 36 e una nel 41, non abbandona però e con coraggio nel 43 assume il comando della 14ª Brigata Garibaldi Trieste e continua la sua lotta contro le truppe naziste e proprio in un'imboscata delle truppe naziste trova la morte nel novembre del 1943. Ogni anno ci rechiamo a Mune non soltanto per ricordare il concittadino ma anche per ricordare gli ideali di chi lotta per la libertà e di chi lotta per gli altri e ne fa l'obiettivo della propria vita, che sia Bene, di insegnamento alle nuove generazioni. Jessica, grazie. Canton, A lei. avvocato, sindaco di Fiume Veneto.